Sono molto contento di essere qua con voi, anche perché finalmente con un video si riesce a vedere un po' l'allestimento che abbiamo fatto. Siamo stati molto attenti a rendere il nostro ambiente sempre più accogliente e sì, esatto, accogliente. Siamo già al secondo weekend di questa kermesse che abbina i risotti ai lambruschi. Ogni weekend i lambruschi sono di una provenienza diversa. Questo weekend qua, tuttora, siamo con i lambruschi modenesi. Ci sono dei lambruschi buoni, ci sono dei risotti eccezionali, ce ne sono 7 che cambiano ogni weekend, mentre i restanti mantovani ci sono tutti i weekend, perché siamo Mantova, siamo orgogliosi delle nostre tradizioni e dei nostri piatti. Inoltre uno slogan che ci accompagna da tempo di questa manifestazione qua è ecco un altro motivo per venire a trovare la nostra bella Mantova. Cioè ci piace pensare di fare in cambio, cioè di riuscire a portare gente a Mantova a poterla visitare, magari anche ad assaggiare i nostri risotti. Abbiamo delle squadre di risottari, anzi di mastri risottari, che ogni weekend si cimentano a fare dei risotti veramente eccezionali e che cambiano ogni settimana. Quindi l'invito è: non perdetevi d'animo, venite a assaggiare i nostri lambruschi e cambiano anche i risotti ogni weekend. C'è anche una bellissima area che è un'area show cooking dove si alterna sempre delle lezioni o dei confronti sui risotti. Ci sono giornate dove presentiamo dei risotti, diciamo, speciali, diversi dalla normalità, oppure la domenica a pranzo, dove siamo chiaramente frequentati da un pubblico, diciamo, definiamolo extramuro, dove vi insegniamo a fare il nostro amato risotto alla pilota. Quindi, se volete imparare come si fa il risotto alla pilota, ci sarà questa occasione con Andrea Carlin, grande chef, che vi insegna a fare il risotto alla pilota. Un mantovano ovviamente non si presenterà, ma tutti quelli extramuro molto volentieri stanno attenti a come si fa il risotto alla pilota.